guardi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sono freschi? Freschi, eletti ieri, guardi l'occhio. No, ma sa perché glielo dico? Perché un mio amico ha comprato un senatore che poi si è fatto venire una crisi di coscienza e ha cambiato bandiera. Lei capisce, io non posso permettermelo. Tranquillo, ho capito il suo problema. Questi cambiano bandiera solo quando la cambia lei. Però deve dirmi quanto vuole spendere, perché dal prezzo dipende un po' l'affidabilità nel tempo. Non ho problemi di spesa. Si ricordi che chi più spende, meglio spende. Bravo. L'importante, certo, che mi garantiscano un governo. Un governo, un quinquennio? Ma reggono? Reggono. Ma sono tutti senatori a vita. Cioè, se posso permettermi un suggerimento, ad esempio questo è perfetto, collaudato. Questo ha sostenuto già parecchie maggioranze. Sì. Questo è repentino, velocissimo nel cambiare bandiera. Questo qua è garantito, privo di scrupoli, tagliandato. Peraltro poi questo, se c'è una votazione, va a votare anche su una gamba sola, creda. Di che partito è? È sicuro che interessi? Assolutamente. Sicuro, sicuro? Io sono vecchia maniera, capisce? Io credo agli ideali. Ideali. Se vuole qui ce ne sono di adesivi a parte da mettere. Ma no, non a parte. No. Devono essere nel senatore, se no se me li dà a parte. Pardon. Mi guardi il favore il 42 di che partito è? No, non si legge. Ma non si legge. E ci hanno scritto su troppe volte. Devo far tutto io qua dentro, hai capito? Questo è il precariato. Danni. UDC? No. CDU? UDU? Guardi lei se ci capisce, scusi. Ma no, guardi, non si legge. E quello laggiù in fondo mi interessa, quello là. Bravo, lei è un intenditore. Ma quello può abbinarlo a tutto, è una lista civica, un partito trasversale, una cravatta gialla, qualsiasi cosa. Ma ce la fa a votare? Perché lo vedo un po' malandato. Ma scherza, ma dico, ma è una roccia quello. Ma, sì. Ma lei non sa quante finanziarie ha già fatto passare quello, ma sa quante fiducie non ha votato. Poi peraltro, anche se lei inserisce una memory card con le indicazioni di voto, quello vota da solo, in automatico, e con un piccolo softwareino in aggiunta adattato da noi, può votare anche per quelli che non ci sono. Pianista. Bravo! La sera lo mette nel box, lo disattiva, non disturba. Mangia tanto? Quando è gratis. Senta, ma quell'altro laggiù in fondo? Quello onestamente, quello qualche problemino ce l'ha. Di coscienza, eh? Ma lei mi offende. Non so. Di salute, che di coscienza. Mi dai la cartella clinica del 51? Su. Ciao. Questa è la flessibilità, visto? Faccia lei, la prego. prego. Lavorava Malpensa, Eccolo qua. Sì. Allora, qui ha avuto la prostata, un po' di alitosi, un problema con la memoria, qualche ma è anziano. Io se vuole glielo do anche a poco. Guardi, ci metto di mio un lettore DVD. No, guardi, prendo il secondo. Ottima scelta. Glielo recapito al partito o lo porta via adesso? Lo porto via adesso. Ho una votazione alle 17. Capisce? Lo porto via ora. Ci tengo a sfoggiarlo. Non vedo l'ora. Tra l'altro la station wagon qua fuori è sgnacchete. Mi incarti il 43 per cortesia. Ha una penna, per favore. Eccolo qua. Grazie. Senta, mi tolga una curiosità. Ma vendete molti senatori in questo periodo? Ma guardi, onestà per onestà, sì. Ne vanno via 7-8 a legislatura. Complimentone. Grazie a lei. E cortesia per cortesia, se avesse bisogno del mio voto è a disposizione, lo vendo. Onorevole Pelletto, si ricordi di me. Come dimenticarmi? Grazie a lei. Diventerà ministro. Lo volesse il cielo. Ecco, settimana prossima abbiamo anche il 3x2, Vedrà che qualcuno verrà. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buona votazione. Lo butti pure dentro che non si sgolcisce. Cosa stai lì a vedere? Dai, riempiamo il vuoto istituzionale, mettine dentro un altro, subito.